Oggi ci troviamo nella valle del fiume Tirso, in un paese fantasma che ospitava, prima degli anni 80, 450 persone. In questo villaggio c'erano i dipendenti della società elettrica sarda. Oggi è in stato di abbandono. Per quello l'associazione Infinito Mistero Paranormale entra nella struttura a rilevare anomalie. Vi presento, sono Francesco e Gavino. Siamo venuti in pace per dare voce a voi. Siamo venuti per comunicare. Quindi oggi adesso sono le nostre indagini. Questa sembrerebbe una chiesa che ha fatto il corso del tempo. È diventato un rudere. Adesso se c'è qualche entità si può avvicinare alla lucetta verde. Siamo venuti in pace per comunicare con voi. Questo è un primo sopralluogo del posto. C'è il parroco della chiesa qui, si avvicina alla lucetta verde. Poi si avvicina a me. C'è qualche entità? C'è il prete? Magari una perpetua? Nelle chiese ci sono. Se questa era una chiesa. Se c'è qualcuno del posto, qualcuno della casa, venga giù per un saluto. Abbiamo la strumentazione per comunicare con voi. Se c'è qualcuno si può avvicinare alla luce verde o l'apparecchiatura nera. Noi siamo venuti solo per rilevare anomalie e per comunicare con voi. Se c'è qualcuno scenda giù. Se c'è qualcuno può fare un rumore. C'è qualcuno che vuole comunicare con me? C'è qualche entità? Se c'è qualcuno, qualche persona, si avvicini alla lucetta verde. Rileva la vostra presenza. C'è qualche lavoratore della diga? C'è qualche lavoratore della centrale elettrica sarda? Noi siamo venuti qui per dare voce a voi, per comunicare. Se si vuole avvicinare, si può avvicinare anche qualcuno a Gavino.
Se c'è qualcuno, poi il numero della traslatura. Se c'è qualcuno, si avvicina a me. C'è qualche entità? Se c'è qualcuno si avvicina a Gavino. Avvicinati alla luce gialla. Guarda. Non siamo qua per dare fastidio, anzi, vogliamo conoscere la vostra storia. C'è qualcuno qua? C'è qualcuno al piano di su? Scendi giù. C'è qualcuno? Siamo qua a darvi voce, non a dar fastidio. Poi se vuoi che andiamo via, dillo, illumina la testatura. C'è uno scantinato. Stiamo scendendo giù, abbiamo trovato uno scantinato. Andiamo a vedere. Siamo in modalità notturna perché qua siamo completamente al buio. A parte i pipistrelli. Speriamo non si attacchino in testa. Per il resto qua c'è qualcosa di appeso. C'è qualcuno? Ecco quello che non capivamo prima cos'era. Ciao, sotto. Questa sembra una specie di camera mortuaria. Vuoi amplificare qua? No, per ora no. Qua immagini successive, sempre fatte del rider. Qualche entità. Avvicina il cervello. Proviamo a fare dei rilevamenti, vediamo. Qualche entità. Qualche entità qui. Qui lavoravano 450 persone. Qualche uno avrà lasciato le penne ed è rimasto qui. C'è qualche donna? Bambino? Hanno ucciso qualcuno qui? Si è suicidato qualcuno? Le immagini precedenti che abbiamo girato prima abbiamo capito io e Gavino cos'è questa struttura. Questa struttura secondo noi era la cucina la sala pranzo dei dipendenti. Qui venivano a mangiare, quindi sotto c'era la dispensa. Qua un ingresso dove si trovavano i lavoratori e poi le altre stanze erano i bagni e poi il posto dove si servevano a mangiare, o magari anche questa era una sala dove... Questo sembra più un passo della cucina dove venivano mandati i pasti. Vediamo che ci sono dei lavandini all'interno. Sicuramente le cucine sono state già portate via dai vandali. Dai, se c'è il cuoco mi può passare un piatto? Una bottiglia d'acqua. Un caffè, se no te lo offriamo noi. Un buon caffè lo vuoi? Una sigaretta? Ah, prova a fumare. Poi fumata giù. Cazzo, non esce gli occhi.
Ah, questo non l'ho visto. Io stavo facendo alle indagini e lui fuma. Eh sì, perché ai nostri amici ti dà fastidio il fumo, quindi ho detto vabbè io ci provo. Quindi, se c'è il cuoco, La cameriera, la drapera. Questa è la solita porta che ci prende in giro. sì. O c'è qualcuno? Se c'è qualcuno, si avvicina all'apparecchiatura. rileva la vostra presenza. Se ti dà fastidio che riprendiamo, dacci un segno e noi spegniamo le registrazioni e parliamo tra di noi. C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? C'è lavoratori, c'è qualche lavoratore che vuole darci un saluto prima di mangiare? Qualcuno di passaggio che viene qua perché c'è pace o che è affezionato al lavoro ed è rimasto qui. Va bene, noi continuiamo. Noi continuiamo a provare. La struttura è immensa e continuiamo le nostre indagini in un'altra stanza. Bellissimi affreschi, senza alcun senso. C'è qualcuno qua dentro che vuole comunicare con noi? Noi veniamo in pace, siamo qua a darvi voce. Se c'è qualcuno si avvicini alle luci verdi o vicino al gran disegno. Facci sentire la tua presenza. Per dirci sì, illumina le lucette. Almeno se c'è qualcuno si avvicini alla strumentazione. Siamo venuti per comunicare con voi. C'è la super zanzara che ne vuole mangiare. Puoi fare così? Ti puoi far sentire? Capita il tempo di rispondere. Io non ho l'energia per illuminare un K2, immaginiamoci se ti rispondono in fretta. Se c'è qualche persona si può avvicinare. La strumentazione rileva la tua presenza o la vostra presenza. Ancora nessun riscontro.